meno 4, 3, 2, 1. Ecco la campana, ragazzi. Ecco l'ultima campana. Un arrivederci a settembre nella speranza di poter tornare a guardarsi tutti negli occhi e ritrovare la scuola così come l'hanno lasciata mesi fa. Non poteva mancare la campanella e così, ad esempio, all'Istituto Tecnico Industriale, il Max Planck, centinaia di studenti hanno condiviso su YouTube l'ultimo giorno di scuola. Ecco, adesso pensiamo a settembre. Noi speriamo di poterci rivedere in presenza perché la scuola è questo, è anche questo insieme di sguardi, di contatti, di relazioni. Uno stop forzato per tutti che ha ricordato quanto la didattica sia anche e soprattutto relazione e non solo contenuti. Il saluto della dirigente scolastica accompagnato da quello di alcuni professori, il ringraziamento alla tenacia dei ragazzi e dei docenti che con dignità e impegno hanno gestito questi mesi e la certezza che nessuno sarà lasciato indietro. Riposatevi in questo momento, ma poi non mollate, è fondamentale. Noi poi vi garantiremo le condizioni perché avvenga il recupero di ciò che non è stato possibile durante quest'anno. Su YouTube oppure su Instagram, come gli studenti del liceo veronese di Montebelluna che hanno organizzato questa mattina una diretta saluto cui hanno partecipato docenti, rappresentanti di genitori e istituzioni. È stata un'idea veramente innovativa e vedere, come dire, così tanti ragazzi che vi seguono vuol dire che insomma c'era voglia di vedersi, c'era voglia di parlare e di salutarsi. Nella grande confusione che ancora regna e che porterà la scuola allo sciopero voluto dai sindacati per lunedì, una certezza rimane, quella di essere mancata ai suoi studenti che con questi segnali hanno voluto ricordare: noi ci siamo.